Nel cuore di una terra avvolta da montagne e silenzi, nacque un uomo di grande luce. Crebbe nell'amore per chi soffriva, studiando l'arte della cura, ma non solo quella del corpo. Il suo tocco, lieve come il vento di primavera, sanava le ferite dell'anima e leniva il dolore dei cuori infranti. Divenne guida per un popolo afflitto, padre per chi aveva smarrito la speranza. Quando la tempesta della persecuzione si abbatté, si rifugiò in una grotta segreta, avvolto dall'ombra e dal canto delle creature della foresta. Lì, nella solitudine sacra, la sua voce sussurrava preghiere, portando conforto a chi, nel buio, cercava ancora la luce. Un giorno, nel silenzio della sua dimora nascosta, giunsero soldati con lance affilate e occhi crudeli. Non cercavano belve per i giochi sanguinari, ma l'uomo di Dio, il pastore che fuggiva non per paura, ma per proteggere il suo gregge. Lo trovarono e lo trascinarono via, ma lungo il cammino il popolo accorse, come un fiume che si riversa impetuoso. Occhi pieni di lacrime, mani tese nel disperato bisogno di un ultimo gesto di speranza. Fra loro una madre, stringendo al petto un figlio moribondo, invocò il santo con un pianto che squarciava il cielo. Il piccolo soffocava, una spina di pesce serrava la gola, impedendogli il respiro. L'uomo, con lo sguardo colmo d'amore, sollevò le mani al cielo e tracciò nell'aria il segno sacro. Un istante di sospensione. Poi il bambino spalancò gli occhi e gridò con voce limpida: «Mamma, sono guarito!» Un sospiro di sollievo si diffuse tra la folla come il soffio del vento d'estate. Il santo, senza nulla chiedere in cambio, riprese il cammino verso il destino che lo attendeva. Lungo la strada, un'altra voce disperata lo chiamò. Una donna piangeva la scomparsa dell'unico maiale, strappato da un lupo feroce. «Non temere, lo riavrai presto», disse con dolcezza. E come obbedendo a un comando invisibile, il lupo comparve fra le ombre del bosco, docile, restituendo la preda. Un altro miracolo, un altro segno della bontà infinita che lo accompagnava. Arrivato nella città ostile, fu condotto davanti al giudice, un uomo spietato dal cuore di pietra. Gli chiese di inginocchiarsi davanti a statue mute, di offrire sacrifici a idoli d'oro privi di vita. Con voce serena, il santo rispose che solo uno era il vero creatore, eterno e misericordioso. Per quelle parole venne battuto senza pietà, il suo corpo martoriato dalle fruste, la sua carne strappata da uncini d'acciaio. Ma il suo spirito restava saldo, come una roccia in mezzo alla tempesta. Quando fu gettato nel lago, i carnefici risero, aspettando di vederlo affondare. Ma l'acqua, obbediente a una forza più grande, lo sorresse come terraferma. Passo dopo passo, camminò sulla superficie immobile, raggiungendo l'altra riva senza che una sola goccia lo sfiorasse. Colui che non potevano spezzare con tormenti né affondare nelle acque, fu infine condannato alla spada. Con il capo alto e il cuore libero, offrì la sua vita senza timore, sapendo che il suo nome sarebbe rimasto scolpito nel tempo. Il cielo si aprì per accoglierlo e ancora oggi, nelle preghiere sussurrate da chi soffre, il suo nome risuona come un eco immortale di speranza e fede.